Ora sono a Treviso dal commercialista e tu mi dirai, Madonna, Singano, come mai fin Treviso dal commercialista? Perché il mio commercialista ha qualcosa in più. Sì, è il cavo della corrente per attaccare pulmini. Il mio commercialista è differente. CP, tutto bene? Non ti ho neanche fatto vedere perché non c'era nessuno che faceva le riprese. Comunque gli ho tolto una mega zeccona, adesso gli ho messo l'acqua ossigenata, ho verificato bene che ovviamente che non ci fosse ancora il rostro, ossia le zampette. Eccola qua, una zeccazza da chilo. E io mai mi son detto, cioè, metti che un giorno, tipo, non so, vado in coma etilico, cioè cose che possono accadere normalmente tutti i giorni e non posso guidare, tipo un sacrilegio, una roba del genere, però secondo me è una cosa che prima o dopo, no, bisognava affrontare. Mi hai fatto prendere una paura, scemenio. Perché? Perché spegni il camper in corsa, tipo, inizi a inchiodare. E mi è venuto l'estro, Ale, cioè Sì, come poi? quando agli artisti gli sale la vena artistica, no? È che dicono aspetta, dopo mi segno alle ore 15 avere la vena artistica, no? La vena artistica ti viene, come quando ti viene che vai in fregola, che ti viene da cosa, cioè capisci? È Chi uguale è la fregola? quando uno va in calore, è uguale la vena artistica, no? È sempre comunque, ok, si prende la fidanzata o comunque diciamo la copilota, no? Gli si dice copilota vai nel mio posto. Ma proprio scuola guida veneta. Io so già guidare la patente, Sì, però... no, ma pulmin è pulmin, cioè, ma scuola guida veneta, quindi posto cioè, prosecco. tutti sono capaci di trombare, ma un conto è far godere una, e quindi stessa roba, un conto è saper guidare, un conto è saper guidare pulmin, va trattato con estrema delicatezza, il cambio, non dico che bisogna fare la doppietta, per carità di Dio, no, però, cioè, mi passi, non è che mi fai prima, seconda, fai prima, dolce, seconda, hai capito? Vado a scrivere la P sul vetro del bagno. No, Con vabbè, rossetto no, rosso? facciamo lo stesso per intanto. Fin qua va tutto bene. È che sono Poi- troppo vicino ai pedali. Vabbè. Vabbè, Gioia, mi sono messo per tenere la schiena dritta, per mantenere una postura più corretta, te capi? Brava, cinture, vedi, imparate tutti, cinture, ok? Facciamo scuola guida, no? Ok. Dopodiché, le chiavi, Questo cerchio cos'è? dai, le chiavi si gira, mezzo giro, La frizione la tirerò giù, no? intanto si dà mezzo giro di chiave, si aspetta che si spenga la spia delle candelette, dai mezzo giro che si ok, ok, adesso si può schiacciare la frizione visto che il motore è già caldo e accendere. Perfetto, molto bene. Si inserisce la prima Che dolcemente. sento come funziona. Si senti con dolcezza, si inserisce, oh là, con dolcezza. Messa dentro. Ok, si accelera dolcemente, si molla la frizione dolcemente, se no anch'io parto non dolcemente con te, cioè dopo dici ah mi fa male, cioè capisci, ci vuole dolcezza anche con Perché me. vediamo, non abbiamo nessuno dietro. Ecco, ok, sì, Che ci mettiamo? c'è il fioretto, a parte che l'ha anche a sua età, quindi insomma, voglio dire, ma è poi sacrificabile. Ok, anche un po' più di giri volendo, però il cambio è un po' più lento, cioè no tac subito come hai fatto, cioè tac tac. C'è la guida sporting. Guida sporting col camper no, cioè col pullman. Via tutti che passano. Ok, stai dentro la strada Ale magari. Sono dentro. Più tesoro. lente le marce, no scusa. diretto, non è una macchina. Che da di là vedi Un po' che più su di giri, che sei a 500 giri. Di là percepisci che stai andando giù per il burrone, cioè per il Certo. fosso. È capisci? quasi vero, sì, è largo 2,35, sei Ma quasi. io guardo lo specchietto, sono giusta. Va bene. Guarda lo specchietto, brava Tosa. Comunque vedi, prima cosa Italia, se devi far guidare la moglie, sai che un bel colpo al cuore è il discorso del cambio. Perché Aspetta, faccio piano. così va cambiato, esatto. Cioè, tac, cioè accompagnato, devi sentire il movimento praticamente naturale, non sforzarlo, trunk. Cioè, no, quello è come che tu, non so, sei là in intimità con la fidanzata e questa tac ti infila un cactus dietro, non è bello, cioè capisci, cioè almeno per te che ricevi il cactus, dopo per che altri non so. È uguale la cambiata veloce, no? Hai capito? C'era comunque uno che ci ha guardato e si è messo a ridere, forse Perché? non so, non ti ha reputato che stavi guidando correttamente, non Io lo ho so. guidato di tutto. Io non Anche il capisco. trattore una volta. Anche il trattore? Dai, sì, Ah, ho quindi 5 anni. com'è guidare il pullman? A parte che sei a 1100 giri, vabbè, Sì, sempre meglio devo- dei 500 giri di prima. No, vabbè, devo un attimo prendermi qualcosa, come quando Ah. cambio la macchina. Ok. Perché ho paura che mi dici parole. Ah, no, Perché più... sai che ho il piede pesante. Hai il piede pesante? Che bello. No, più che altro attenta, dopo c'è un dosso da denuncia
e quello va preso in prima sprizionando. Nel complesso me par ben, che significherebbe mi sembra bene. Cioè, solo nella tua velocità 45 km all'ora? 40. 40 adesso, ok? Diciamo che come giri bisognerebbe stare tra i 1500 e i 2000 donna. Vabbè, 1500, ecco, 1500. Però al limite è 50, Va siamo bene, giusti. 50, vai piano. Guarda che arriva un camper strano, guarda. È tipo un pick up, guarda. È un pick up. Ciao capo! No, perché sento tanto il rumore del motore? Sì, perché lo so anche a me le prime volte, il motorhome ha il motore dentro. Sempre che non ha salutato il signore. Perché era più sotto del volante? No, perché era tedesco. I tedeschi non salutano. Kartoffeln. Sì, proprio non... è una roba sua. Ok, a parte il dosso che ha preso in seconda, che mi ha fatto anche abbastanza incazzare perché le avevo detto 2 volte, mi raccomando, sprizionando in prima, che è un dosso da deficienti, bisognerebbe denunciare in comune per mettere quei dossi da stupidi, veramente. E mi pare anche abbastanza bene, insomma, ecco. È proprio brutto. Oh, bene, perfetto, che Alessia mi dà ragione. Praticamente è molto traumatico, soprattutto le prime volte guidare Pullman, per sto montante qua con lo specchietto. Questo nelle rotonde non vedi un cazzo. Frena medio in seconda e via. Veramente non si vede una pizza! Come funziona. Io prima di entrare in rotonda studio le macchine che stanno arrivando, perché poi non le vedi più con quel montante là. È troppo stupido. Uno anche qua a casa, sì, cambia pure Gioia. Dai che esageriamo, dai che buttiamo anche la quinta. Sì, aspetta, stavo seguendo la tua velocità io. Ma io tengo sempre la quinta Gioia, 60, 65. Boh, bravissimo. Oh, perfetto. Oh, eccolo là, senti che goduria. Ma è una goduria. Vero che mettono tipo un po' di ansietta tutte ste buche del cacchio che abbiamo qua a Jesolo e Cavallino. Cioè, guidare un camper con tutte ste buche di continuo non dà fastidio? Sì, con la macchina le tiri dritte senza problemi. Dà fastidio col camper, no? Sì, perché lo noti di più lo scricchiolamento che c'è dietro. A parte quello, ma nel guidare proprio sei molto meno rilassata, no? Sì. Quando sei passeggero che sento cric croc tin tun, cos'è stato? Lo avverti in maniera più ovattata rispetto a quando guidi, non so se mi sono spiegata. Forse, oppure no? Perché non conosco il mezzo, non conosco quando stacca la frizione, come risponde il freno e anche l'acceleratore. Figata. Mi sento un po' in punta dei piedi, come quando passo Senti in punta dei piedi? Troppo incalcato. È troppo incalcato, ma si può anche regolare, sai? Sì, ma c'hai la in TV tutte... dietro. Il monitor, vabbè sì, ma il monitor si scivola e si regola automaticamente. Questo dovrei metterlo un po' più indietro. Mettilo indietro. Adesso no, controllo qua che non tiro su quello. Italia, poveri maschi. Adesso rallenta, che dopo il semaforo bisogna trovare la strada di Caballarin. Noi Italia dovevamo stare sotto la pioggia, rilassarci, invece guarda che giornata, se sapevamo andavamo da qualche altra parte. Più avanti, anch'io non la trovo mai. Eccola qua, dove c'è il lampione. Dove c'è il lampione. Larga, tieniti larga, no, così mi fai fuori le pareti. Più larga. Brava, è esagerata, ok, gira tutto, brava, perfetto, perfettissimo. Piano, ok, boh, perfetto. E adesso, quando saremo nello sterrato, bisogna evitare le buche. Aiuto. Esatto, complimenti all'Alessia che ha schivato buca. E adesso però digli, se vuoi puoi mettere anche in seconda. Adesso vedi, hanno chiuso tutte le buchine. Stai più a sinistra, ecco, adesso no. Vedi allo specchietto la fiancata che ha fatto il filo al palo, perché abbiamo un passo lungo, il camper è praticamente 7 metri, quindi vanno tenute le distanze. Ma aspetta, mi sa che adesso, esatto, dovremo scambiarci i posti e cambiare posto, perché qua è pieno. Mi sono ripuntinato la batteria Amalfi, che è questa qui, in quanto guarda, il camper ci sta parcheggiato tranquillo lì. Hai anche il bidone per svuotare le squasse, se vuoi, non so, farti un pranzetto tranquillo che stai andando in direzione Punta Sabbioni, ok? Questo è un posto veramente eccezionale. E poi scusa, ero senza microfono, che avevo portato via la macchinetta solo per fare delle foto ad Alessia qua. Non avevo immaginato di fare un video e parlarti della batteria Amalfi, quindi vabbè, avrei sentito da culo, però porta pazienza. Che figata, c'è il bombolone anche là, e dopo vedi tutti, guarda, vedi i passaggi, ok, vedi questi che collegano una batteria all'altra, che figata.
vedi? Cioè senti magari no, però vedi da qua è dove uscivano, no? Ok? Per passare da un rifugio all'altro, da una batteria all'altra, ok? Vedi c'è questo passaggio di cemento coperto dove loro i soldati, intendevo per loro, si riparavano dalle bombe e dai proiettili. Quelli probabilmente, vedi, erano i fori, ok? Delle mitragliate che erano arrivate, che probabilmente, vedi, avevano provato a scalfire. Almeno posso dedurre. Eh sì, è anche belli grandi. Questo è alto, quasi un dito è alto, eh? Ci sono rumori. Adesso c'è la porta, ma una volta no, non credo che ci fosse stata la porta. Guarda che, oh, no, si è chiuso a chiave. Che puzza. Anche tra l'altro, vedi, cioè non solo era riparato, ma andava anche sottoterra, quindi era un passaggio più che riparato. È pieno di schifezze, di schitti. Saranno gli uccelli, è tutto schittato, guarda che roba, mi prendo, no, la tubercolosi, prendo la Tuborg e la Bex, guarda che schifo di persone, che schifo che fate, ragazzi, fate veramente schifo. Guarda qua, una latta gigante di olio di semi, accendini, bottigliette, pacchetti di sigarette, fate veramente da cagare. Per il discorso di fermarti a fare la pausa pranzo in camper, guarda che là ci sono i tavoli da picnic, ok? Quindi appena a 20 metri dal parcheggio dove ti ho indicato puoi andare anche a farti il picnic. Sì, ovviamente con vista a batteria. Ah, questi erano per sparare, secondo me, sì, delle torrette quando si avvicinavano da lì sparavano. Sì, tipo le torrette che ci sono nei videogiochi con i mitragliatori. Per me qua vengono a farsi la droga di sera. Vengono a farsi la droga? Vabbè, ma non è mica droga fumarsi la roba strana, Alessia. Vai là, vedi quando faccio finta di fargli la foto. Quando faccio finta di fargli la foto, lei si mette in posa. I vicini poveri. Sai che con un camper del genere e poi accesso una bici e un fiappi da skate. Guarda, quello che diceva Andrea, quel del T4, di stare attenti ai vovi, cos'era il fratino? Era qua, vedi quante robe che si impara qua, Andrea, del T4. E quante robe tu impari a guardare le puntine del mondo. E soprattutto impari di non comprare mai road che fanno a cagare il cazzo. Sur la côte, ah ouais, il me faut ma whip mais tu sais ça coûte cher. S'ils veulent me faire, j'espère qu'ils sont équipés. La Corée métissée type. J'suis dans la mer, j'suis à chill. J'suis en winning sur la côte. Bébé veut m'accoster, ah ouais. C'est moi qui fais comme moi. Respire, j'te fais kiffer dans le noir. Yes bitch, te fais tripper comme moi. J'ai-tu tombé dans le vide quand je suis tombé devant toi? Dis-moi qui fait comme moi. Dis-moi qui te fait kiffer comme moi. J'rêve pas, tout est trippy comme t'as. Tout est trippy sans toi. T'es mon trophée, j'en ai trop fait pour toi. J'suis atrophié, j'me suis retrouvé sans toi. Tout est trippy comme t'as. For real, for real. Seulement la peine peut me détacher de toi. J'ai fait des choix mais je vole. Maintenant j'avance et je vois. Je vois défiler les secondes. L'avenir rempli de toi. Je me défonce avec le temps. De toute façon j'avance et je vois les souvenirs passés devant. Y'a que du sérieux quand je side sur les barrières. Y'a que du sérieux quand je charge tout le barrière. Oh. On fait du mal mais le mal nous a abîmés. J'mets les gaz, on dégage, genre automatique. J'ai mis le cap sur la lune, j'ai mis du vrai dans ma vie. J'ai des visions, des allus, j'ai pris la potion magique, celle qui va changer ma vue. J'ai jamais dit que t'es facile de faire avec mes abus. Donc j'passe à 220, pétasse, je veux de l'an 20, babe. Ramène-moi 2 grands vins, que je reprenne 2 grands vins, babe. Pétasse, tu veux la drogue, elle passe à 220, babe. Et je danse avec la mort quand je passe à 220, babe. Oh bébé veut m'accoster. Mais bébé tu m'as ghosté. Mais bébé j'étais posté en bas. J'aurais dû te tester en balle avant de se détester en balle.
la côte. Oh ouais. Il me faut ma whip, mais tu sais ça coûte cher. C'est deux. S'ils veulent me faire, j'espère qu'ils sont équipés. La go est médecine. J'suis dans la mer, j'suis à tir. J'suis en winning sur la côte. Bébé veut m'accoster. Oh